Il viaggio di Nicolò sulla Terra si è compiuto e prosegue ora nella meta dell'infinito. Come famiglia in questo momento ci stringiamo nel silenzio e nella preghiera di fronte al mistero, ma siamo certi che troveremo le parole per testimoniare la bellezza che ha seminato in terra Nicolò, il supereroe dell'amore. È un messaggio luminoso e pieno di speranza nel grande dolore che stanno vivendo, quello che Filippo Legnaro, la moglie Ketty e i figli scelgono per comunicare la scomparsa di Nicolò. Aveva 12 anni Nicolò e dal 2020 lottava contro una grave malattia che sembrava sconfitta ed era ricomparsa nel 2024, strappandolo alla vita. Anni segnati dall'amore e dal dolore, questi per la famiglia dell'ex sindaco di Torreglia, circondata dall'affetto della comunità e in particolare degli amici e compagni di Nicolò che hanno vissuto insieme oggi un momento di condivisione con la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Torreglia. I funerali del piccolo Nicolò, che con i suoi occhi grandi amava guardare il cielo, si svolgeranno nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Torreglia giovedì 26 marzo alle 15. Dalle 16:30 di mercoledì 25 nella stessa chiesa sarà allestita la camera ardente per quanti vorranno salutarlo, a cui seguirà alle 21 una veglia di preghiera in suo ricordo che continuerà per tutta la notte.